Ben ritrovati dalla redazione. Due minorenni finiscono al burro in coma etilico dopo la serata al carnevale estivo di Muggia. L'autobus su cui stavano viaggiando, la linea 20, si è fermata in via Flavia, dove i giovani sono stati portati fuori dall'autobus e distesi al suolo in stato di incoscienza fino all'arrivo di due ambulanze del 118 che li hanno trasportati nella struttura ospedaliera. Alla scena hanno assistito molti residenti che, spaventati da vedere due giovanissimi ragazzi riversi a terra, hanno chiamato il numero NUE 112. Sul posto anche la polizia di Stato. Giovedì nero per gli escursionisti, quello di ieri. 4 persone sono state soccorse in montagna. Si tratta di una turista caduta in acqua, 2 ciclisti, uno dei quali è stato ritrovato privo di sensi, e una escursione che risaliva il Monte Ferro a Sappada. Tutti hanno subito lesioni, tra cui un taglio in testa. Maxi truffa commerciale da 150.000 euro in Slovenia, nei guai un italiano. L'indagine della polizia di Capodistria. L'uomo nel 2021 ha ingannato il direttore della società lettone, dichiarando che avrebbe saldato un intero debito della propria società, effettuando poco prima di ordinare del pellet piccoli pagamenti parziali del debito e nascondendo la propria uscita dalla proprietà e dalla rappresentanza legale della società. Il primo semestre del 2025 ha confermato la tenuta e la vitalità dell'economia del Friuli Venezia Giulia, con una crescita moderata ma costante e sostenuta dall'export, dai consumi interni, da un mercato del lavoro ai migliori livelli degli ultimi 12 anni. Lo ha detto Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, analizzando gli ultimi dati elaborati. Il PIL regionale è stimato in crescita nel 2025 dello 0,5%, in linea con i risultati dello scorso anno, trainato da un andamento favorevole degli investimenti, più 0,5%, e da un incremento significativo dei servizi, più 12%. L'export del primo trimestre ha raggiunto 6,2 miliardi di euro, più 26,1% rispetto all'anno precedente, registrando la crescita più alta a livello nazionale e confermando il ruolo del Friuli Venezia Giulia come piattaforma competitiva sui mercati globali. Le previsioni meteorologiche: oggi cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, dove nel pomeriggio non sarà esclusa del tutto la possibilità di qualche locale rovescio temporale di calore, più probabile eventualmente verso il Cadore. Sulla costa Borino in calo nel pomeriggio, sera, e farà ancora caldo. Le temperature minime in pianura fra 21 e 24 e sulla costa fra 24 e 27 gradi, massime in pianura fra 34 e 37 e sulla costa fra 31 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.